Noi proponiamo un'agenzia unica veneta che mantenga il modello veneto di integrazione sociosanitaria e che non smantelli, come invece la proposta di Zaia, tutto il sociale e quindi i servizi al cittadino. La controproposta all'istituzione di un'azienda unica per la gestione della partita sanità in Veneto arriva a mezzogiorno e mezzo dal gruppo consigliare del PD guidato da Alessandra Moretti. Il modello zaiano è quello di un accentramento totale delle funzioni nelle mani di pochi. Noi invece riteniamo che i sindaci e quindi le USL debbano continuare ad avere il loro ruolo. Tutti al loro posto, ma riorganizzati e pronti a far funzionare la grande macchina della sanità che nessuno vuole diventi l'ennesimo carrozzone. Sull'azienda zero però il Presidente non intende fare passi indietro. L'azienda zero per me è un'opportunità. Il direttore di questa azienda, di queste aziende, è un direttore operativo. La programmazione e le scelte politiche spettano al Consiglio per legge e alla Giunta regionale, punto, come prima. I cittadini si vanno a raccontare un sacco di balle per tenere su la polemica, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Della proposta di legge presentata dal Presidente Zaia, il Partito Democratico salva la parte relativa alla riduzione delle ULSE che diventeranno 7, una per provincia. Il risparmio si fa in un altro modo, con i costi standard e razionalizzando appunto questi acquisti e razionalizzando queste spese. Per Sinigaglia si possono raggiungere gli stessi obiettivi attraverso altri percorsi che sono stati attivati da decenni in altre regioni e che stanno funzionando. Moretti incalza: la cosiddetta azienda zero, dice, è un mostro che accentra e monopolizza le funzioni delle ULSE, oltre a depotenziare il ruolo programmatico e di controllo del Consiglio regionale. Noi abbiamo ascoltato in quinta commissione tantissimi sindaci, anche del centrodestra, sono quasi tutti contrari a questa proposta che, ripeto, va ad accentrare nelle mani di pochi un potere enorme, ma soprattutto anche la gestione di 8,5 miliardi.